cerimonia ufficiale per la consegna della charter al nuovo Specialty Lions Club Padova Arte e Poesia.
è un club speciality, a differenza di tutti gli altri club noi abbiamo uno scopo. Lo scopo nostro è l'arte, la poesia e tutte le forme di cultura. Naturalmente, come queste forme di cultura hanno solo un inizio e mai una fine, così spero sia anche per il nostro club. Per cui vi auguro veramente un grande anno lionistico nell'insegna di lasciare agli altri qualcosa di quello che sappiamo anche noi. Grazie. Buonasera a tutti, sono Giorgio Bettella, presidente del Lions Club Rosalba Carriera e con piacere ho accettato il mio club faccia da sponsor a questo nuovo club che sicuramente contribuirà a dare ulteriore prestigio alla nostra associazione lionistica. A voi nuovi soci faccio soprattutto tantissimi auguri perché questo club cresca e prosperi all'insegna dell'amicizia e della solidarietà verso tutti. Non mi resta che consegnarvi la campana che vi ho già dato, il buoncino che ci sarà e il segno di benvenuto. Un caloroso saluto, noi ci siamo già incontrati qualche volta, ci siamo già scambiati, credo, entusiasmo, spirito lionistico e devo dire grande vivacità. E io ringrazio il governatore per l'incarico, ma per me è un piacere e un onore accompagnarvi per un primo periodo, perché ho già visto che siete capaci di camminare da soli, avete lo spirito giusto e vi auguro un lungo percorso lionistico. Grazie. Governatore, autorità lionistiche, presidenti, gentili ospiti e voi Lions del nuovo Specialty Club Padova Arte e Poesia. È un onore per me partecipare alla nascita di questo primo club di scopo del nostro distretto 108 T3. Da 2 anni mi sto preparando ad assumere la responsabilità importante di governatore e tra i sogni nel cassetto del programma operativo avevo per tutta una serie di osservazioni, considerazioni e ragionamenti quello di creare dei nuovi specialty club. Quando mi sono recato per la formazione a governatore in America presso la sede centrale a febbraio di quest'anno, ho scoperto con non poca sorpresa che proprio il prossimo presidente internazionale, il coreano Jung Yoo-choi, ha messo proprio tra le priorità globali del prossimo anno lionistico internazionale, che inizia il 1° di luglio, al primo posto del suo programma operativo internazionale i club con interessi specifici. Ringrazio quindi tanto il mio governatore Gianni Saragiotto di avermi voluto accanto a sé per la consegna di questa charter al primo club di scopo che nasce nel nostro distretto a poche settimane dal passaggio di testimone tra lui e me, tra questo anno sociale e il prossimo, nello spirito della più evidente continuità. Lions dello Specialty Club Padova Arte e Poesia deve essere un impegno per tutti voi dimostrare che questo nuovo club è un bene prezioso per tutta la nostra comunità e per il nostro distretto 108 T3. Grazie e benvenuti a tutti voi del Club Padova Arte e Poesia nell'associazione Lions Club International. È scritto così: a tutti coloro che riceveranno questo certificato auguri. Si rende noto che l'Associazione Internazionale del Lions Club ha concesso e con questo certificato concede ai membri i cui nomi sono elencati qui di seguito e a tutti i soci regolarmente eletti che succederanno loro questa carta costituente che permette loro di dar vita ad un club con il nome e titolo di Lions Club Padova Arte e Poesia, sponsorizzato dal Lions Club Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera. Melvin Jones, nato e cresciuto nei primi 8 anni di vita in un forte avamposto dell'esercito americano nella guerra contro gli indiani Apache cappeggiati da Geronimo e quindi inevitabilmente in un clima di violenza e di razzismo. Trasferitosi a 20 anni a Chicago, la città di Al Capone, nella quale imperversavano allora criminalità e sopraffazione, assicuratore, socio di un business club il cui scopo primario era soddisfare le aspirazioni egoistiche dei suoi soci, Melvin ebbe la grandezza e la genialità di comprendere che nell'animo umano albergano sentimenti ben diversi da quelli negativi
che fino ad allora aveva conosciuto e fondò questa associazione che vincolò agli irrinunciabili principi di libertà, eguaglianza, democraticità e comprensione. Nel 1951 nacque il primo club italiano a Milano. Negli anni successivi l'associazione si diffuse rapidamente in tutta Italia, quindi noi siamo qui per un'attenzione particolare alle situazioni di handicap fisico e sociale, nella consapevolezza che non tutti nella società hanno pari opportunità e che tocca al cittadino attento e perciò stesso solerte ed avveduto tentare di ridurre le distanze tra chi può e chi si trova in situazione di svantaggio. Abbiamo da poco iniziato il secondo centenario della nostra associazione al servizio di una società in trasformazione a cui ogni club e quindi anche il vostro si deve e si dovrà adattare. Benvenuti quindi nella più grande associazione di servizio al mondo, benvenuti a unirvi agli altri 52 club del nostro distretto. Quindi buon anno sociale che si sta chiudendo per iniziarne uno di nuovo, a cui vi auguro ne seguono tanti altri nel servizio delle vostre intelligenze e professionalità. Pensare a un mondo in cui le vite delle persone sono sensibilmente migliori grazie alle nostre azioni verso gli altri può forse sembrare un'illusione, ma se sapremo essere di esempio, se sapremo vivere l'etica pienamente, se sapremo operare nell'esclusivo interesse degli altri, vivremo ogni anno laionistico e della nostra vita solo per gli altri, donando il nostro tempo con sorriso, umiltà e rispetto. Vi auguro una buona continuazione sicuramente di serata, l'abbiamo vissuta nella parte della cerimonia ufficiale e adesso possiamo tranquillamente rilassarci nella conviviale in segno di amicizia e chiuderemo dopo sempre ancora in amicizia. Buona serata e buona continuazione.
logo è stato fatto insieme ad Alessandro Castagna, da me che ha arabeggiato, rappresenta le 4 città che appunto racchiudono i 53 distretti, quindi Padova, Venezia, Treviso, Rovigo, all'interno di uno specchio. Perché uno specchio? Lo specchio richiama la contemplazione, che è quel lato dell'essere, di vedere lo spirito nella materia, che è appunto ciò che ricerca l'arte e la poesia, che nei suoi vertici più alti vuole avvicinarsi all'altro con amore, proprio come appunto il nostro club Lions. Grazie a tutti. Cari soci, ringrazio invece infinitamente voi perché oggi siamo nati insieme, il cammino proseguirà, spero, sempre insieme, sempre nella massima armonia che ci ha contraddistinto in questi mesi. Grazie a tutti voi, un bacio.